Le locali del SAI Venezia, in divisa giallo-blu, allenate da Stefano Chiozza e Simone Bressan, schierano il capitano Roberta Zennaro, alzatrice, Vanessa Marangon, opposto, Martina Fasolo e Roberta Bozzetto, schiacciatrici, Lucia Zanata e Beatrice Sabbadini, centrali, Giorgia Marchesin, libero. Le ospiti bellunesi dell'SCP Volley Limana, in tenuta azzurra, guidate da Damiano Ortolan e Claudio Pagnussat, giocano con Giulia Dalmolin, alzatrice, il capitano Sara Dalmas, opposto, Martina Fantinelle e Sandra Tacca, schiacciatrici, Gloria De Cole e Anna Brandalise, centrali, Roberta Doni, libero. Avvio equilibrato con le due formazioni a stretto contatto. Il Limana colpisce con regolarità con le bande Fantinelle e Tacca, ma le giallo-blu di casa rispondono immediatamente da posto 4 con Fasolo e Bozzetto, restando agganciate alle bellunesi fin sul 9-8, quando un contrattacco vincente della Fantinelle conclude uno scambio prolungato dando un mini break di vantaggio alle ospiti. Le ragazze del SAI Venezia raggiungono e superano il Limana sull'11-10, agevolate da una serie di 3 errori delle azzurre in battuta, in attacco e in difesa. La frazione prosegue sul filo dell'equilibrio, offrendo belle giocate e potenti attacchi a tutto braccio, di Fantinelle e Dalmas da un lato, di Marangon e Fasolo dall'altro. Le giallo-blu del SAI Venezia si concedono un errore in attacco con la Marangon e in ricezione con la Marchesin. Ne approfittano le ospiti che fanno il break, aumentando il distacco sul 21-17. Su questo tratto qua è palla coperta. Mettiamo il posto 6, lo mettiamo qui. La ragazza in copertura si mette qua dietro per la palla sporcata. Martina la voglio, cioè la posto 4 la voglio qua e il posto 5 lo voglio più dentro. Non troppo lungo. Le indicazioni sulle posizioni difensive fornite da coach Chiozza hanno un effetto positivo per le locali, che trovano il cambio palla con la Marangon rientrando sul 21 pari con la doppia della Dalmolin e l'ace della Bozzetto. La De Cole riporta avanti le ospiti, ma la Marangon si esalta con 2 schiacciate vincenti. Poi l'ingenua doppia delle azzurre regala il punto del 25-22 e il primo set al SAI Venezia. Brutta ripartenza del Limana, incerto in ricezione e oltremodo falloso in palleggio. Le ospiti subiscono subito un pesante break, andando sotto sul 4-0, poi vengono ulteriormente staccate sul 10-3. La palleggiatrice Dalmolin non riceve palloni giocabili, dato che i ricevitori sono in costante affanno, in particolare il libero Doni e la banda Fantinelle, bersagliati dalle incisive battute di Bozzetto, Marangon e Sabbadini. Damiano Ortolan rinforza la deficitaria ricezione bellunese inserendo Valentina Perenzin per la Fantinelle, ma per il SAI Venezia le cose continuano a girare bene grazie alle arrembanti conclusioni della giovane Martina Fasolo e a quelle della più esperta Vanessa Marangon. La Bozzetto, poco appariscente ma molto regolare in attacco, spinge le veneziane sul 19-12. Sembra tutta in discesa la strada per le giallo-blu. Invece la ricezione del SAI Venezia si prende un breve periodo di vacanza. Le attaccanti non hanno più palloni giocabili. Perenzin e Tacca colpiscono da posto 4. Giulia Dalmolin mura la Bozzetto e il Limana risorge annullando il gap sul 19 pari. Le bellunesi però sciupano la generosa rimonta commettendo 2 gravi errori in battuta. Poi Sara Dalmas spedisce fuori un contrattacco. Quindi l'ace della Zennaro manda in archivio il secondo parziale sul 25-21 per il SAI Venezia. Per il Limana piove sul bagnato, visto che l'inizio del terzo set sembra la fotocopia del precedente. La ricezione bellunese mostra continue amnesie, l'attacco non morde, mentre le giallo-blu del SAI Venezia appaiono di un'altra categoria, colpendo a ripetizione dai lati con l'ottima Martina Fasolo, classe 92, e con la Marangon, brillante ed efficace nonostante la non ottimale condizione fisica. Per contro, la ricezione del Limana naufraga in un mare di errori che lanciano le veneziane sul 18-6. Tra le ragazze di Stefano Chiozza segnaliamo la buona regia dell'alzatrice Roberta Zennaro e la confortante prestazione in attacco e a muro delle centrali, soprattutto quella di Lucia Zanata. Il rientro in campo della Fantinelle per la Tacca migliora la situazione per le ospiti, che proprio come nel secondo set si rianimano e ricominciano a giocare quando tutto ormai sembra compromesso. Fantinelle e Perenzin suonano la carica, il muro delle azzurre blocca la Fasolo, Martina Fantinelle colpisce a ripetizione, la battuta della Dalmas cade sulla linea dei 9 metri e il Limana, punto dopo punto, erode gran parte dell'ampio vantaggio del SAI Venezia. Sul 22-14 le giallo-blu vanno in crisi, sbagliando tutto il possibile in prima linea. La Zennaro commette un'altra doppia, le locali non riescono a fare il cambio palla subendo la veemente rimonta delle bellunesi, che si portano a -3 sul 22-19 col pallonetto vincente della Brandalise.
Le veneziane vacillano ma non crollano, trovando la chiave di volta del match per mano della giovanissima Alessandra Gola, subentrata alla Bozzetto. La banda numero 6 colpisce da posto 4, il muro vincente della Zennaro sulla Perenzin proietta le locali sul 24-19. La Gola mette fuori un contrattacco, ma si riscatta subito firmando il match point per il SAI Venezia. Siamo contentissimi perché finalmente è arrivata la prima vittoria della stagione. La scorsa settimana non è andata tanto bene, quindi insomma eravamo partite un po' tristi, alla fine ce l'abbiamo fatta per fortuna. Siamo riusciti assolutamente a reagire in tutti i set, nei momenti di difficoltà siamo riusciti a venirne fuori, come si dice, e abbiamo dimostrato con cattiveria che siamo riusciti a prendere il risultato. Purtroppo la settimana scorsa non è andata così, penso che si sia visto dal risultato, ma possiamo dire che per la stagione potrebbe essere una partita importante per farci capire gli obiettivi che possiamo raggiungere. Ce li siamo detti in spogliatoio, sappiamo quali sono, siamo tutti molto determinati e sicuramente lotteremo fino in fondo, poi i risultati arriveranno di sicuro. Purtroppo è stato molto evidente che la partita di questa sera è stata parecchio pessima. Abbiamo sicuramente sbagliato tanto in ricezione, ma dobbiamo lavorare anche tanto sul muro. Sicuramente noi abbiamo fatto tantissimi errori e loro hanno sbagliato molto poco. È sicuramente mancata un po' la concentrazione, che infatti fa dipendere tanto quella che è la ricezione, però sono caduti anche tanti palloni facili. Comunque vabbè, non ci dobbiamo abbattere perché il gruppo c'è, abbiamo comunque una bella squadra e quindi dobbiamo puntare a crescere e a migliorare. Credo che nel primo set siamo partite anche abbastanza bene, abbastanza concentrate, abbiamo dimostrato quale può essere la qualità del nostro gioco, ma purtroppo abbiamo interpretato probabilmente male la partita perché infatti soprattutto all'inizio del secondo e del terzo set abbiamo subito tantissimi punti, siamo andate sotto in maniera molto clamorosa. E nonostante la rimonta del secondo set, che è stata però solo parziale, non siamo appunto riusciti a portare a casa nemmeno un set e quindi torniamo a casa proprio a mani vuote. Loro hanno giocato molto forte, noi abbiamo giocato abbastanza bene, ma nei momenti in cui potevamo fare la differenza noi non le abbiamo fatte, soprattutto nel primo set quando ancora loro non stavano esprimendo una pallavolo clamorosa e nelle palle semplici noi abbiamo regalato tanto. Siamo mancati nei momenti delicati della fine del set e all'inizio del set. Nel secondo e terzo set l'abbiamo perso all'inizio del set. Andiamo avanti, l'anno scorso abbiamo mancato i playoff per quoziente set, ci riproviamo quest'anno anche con la lezione di stasera che la Serie D comunque è un campionato che è sempre difficile e quindi bisogna vivere giornata per giornata.